Ciao amici, mi chiamo Jamal Attila. Voglio parlarvi di un popolo e di una lingua che il mondo non conosce. Oggi è il 30 aprile, è la giornata della lingua Sasaki. Da dove viene lo Sasaki? Potreste chiedervi. Vi racconto tutto. Cari amici, da qualche parte su questa terra esiste un popolo chiamato Zaza e in una lingua chiamata Sasaki. Siamo un antico popolo iranico. Oggi viviamo principalmente nelle parti orientali della Turchia. A causa di ragioni storiche molto complesse, siamo rimasti nell'ombra per troppo tempo. Per molto tempo siamo stati rappresentati in modo errato. Siamo stati definiti turchi o curdi, ma non siamo nessuno dei due. Siamo gli Zaza. Abbiamo la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni. E abbiamo una lingua bellissima chiamata Sasaki. Tristemente la nostra lingua è sull'orlo dell'estinzione e è ufficialmente elencata come lingua in pericolo. Per questo oggi rivolgo a voi questo appello. Fratelli e sorelle miei in Italia, aiutateci a salvare lo Sasaki. Aiutateci a spargere la voce, fateci sentire, fateci vedere. Come ogni lingua della nostra famiglia umana, anche lo Sasaki rende il mondo bello a modo suo. Non facciamo appassire questo fiore. Diffondiamo questo slogan in tutto il mondo. Sasaki esto. Si dice lo Sasaki esiste. Grazie tante per la vostra attenzione. Arrivederci. Ciao.